Sabato, guarda che poi parlo buttonato, dai, ci fatto, guarda. Guarda che guarda, che ne mozzarella, favorito, cambio consolata. Zia Teresa, buongiorno. Ciao, Sabato. Come va? Sono stando tipo parole, sabato. Peperoni stamattina. Bello, ho chiesto calore, guarda, mi sta proprio... Beh, mi state divertendo. Mi sto vicino a- consolando, ma va niente. E poi gli fai imbottito. A Imbottito? fondo, per a fondo. Sì, perché sennò altrimenti è troppo pesante. Sì, papà c'è un profondo, va niente. Quindi stiamo arrestando i peperoni. E sono quando sono belli questi peperoni, guarda. Bellissimi. Questi Che ci va dentro? Voi? quelli che vuoi mettere salame, provola, prosciutto, A pancetta. sorpresa allora. Metti bene, come metti che io trovo. Però invece fa fritte come e facciamo a fondo. Quindi aspettiamo Che si fanno? e poi Ok. proseguiamo. Ok. Ecco qua, Salvatore. Chi sei il Paolo che c'è stato? L'ho pulito e mi chiama a buttonare. Quindi abbiamo pulito i peperoni che abbiamo che mi ha arrostiti. buttonato. Li abbiamo fatti raffreddare perché Sì, erano sì, perché roventi. cucevo. E poi voglio dire un'altra cosa. Io metto solo brava e pancetta. Provola Non e metto pancetta? che la metto a bollire, panna macinata, no. Metto una cosa semplice. Provola e pancetta a forno. E per più saporito. Andiamo. Ecco qua. Mettiamo un po' di sale. Lo sale pensiamo duro, peperone. Pizzico di sale. Sì. Mettiamo pancetta. Questa è pancetta coppata? Sì, sì. Buonissima, mamma mia. Vado Mi fa impazzire la pancetta coppata, ti sapete? Ecco qua. Una bella fella di provola. E altro che metto tutta quella roba in. Noi siamo semplici. Sì. Ecco qua. Ecco qua. Mamma mia. Ma ho stuzzicatella, se io prima metto, la penso che non c'è bisogno. Non ci sta nemmeno bisogno perché No, ho chiesto così perché si bene. chiude. Ecco qua. Io sono belle queste parole, sabato. Bellissimi. Se deve completiamo all'ultimo. È l'ultimo, guarda. Ma quanta pancetta e quanta mozzarella ci avete messo? Senti, mia mamma faceva i salami, i provole, io ho messo solo pancetta e provole. Provola. Provola. Poi stanno gente che mettono canna macinata, mettono una modica di pane. No, è una cosa semplice, solo pancetta e provole, il gusto, pancetta e provole e basta. Abbondante, perché ho visto che ne avete messe proprio tante, quindi sono pronti. La mametto, non la mamettono proprio. Ma mettiamo proprio che sa la coppa. Un po' di sale. Ecco qua. E l'olio. Olio extravergine? Sì, sì, sempre Eccolo extravergine. qua. E ora mettiamo a forno. Andiamo al forno? E come sono belli? Già sono bella così. Ma 4 ore, 20 minuti. E si sono fatti. 180 gradi? Sì. A dopo. Ecco qua. Peperoni imbottiti pronti o parola buttonata. Eccoli qua. Scotta, me la giochiamo una alla volta. E come scotta? Vedete questa prova taglio? Sì. Vediamo dentro. Tanto è cavato, guarda. Mamma mia, bellissimo. Guarda. Bellissimo, vedete. Andiamo all'assaggio, dai. Andiamo. Sabato, guarda che poi parlo buttonato, dai, ci fatto, guarda. Guarda che guarda, che ne mozzarella, favorito, cambio consolata.